potete capire, e poi il tempo mi ha veramente, come si dice, insomma, martoriato. Venivo da Pordenone, una bomba d'acqua, siamo arrivati un pochino più lenti del previsto, vi chiedo veramente scusa. Però l'opportunità è importante perché in questi momenti che guardandoci in faccia si prendono anche degli impegni. No, noi ci siamo già visti non molto tempo fa, proprio qui a Chioggia, con Lucio, no scusa, è cambiato, è c'era Lucio Chiotto, ma che fai sono qua. Scusa, ma c'era anche Antonio Gottardo, quindi non è un problema. E quindi questo è il momento in cui si pigliano degli impegni importanti, visto che siamo anche in una fase delicata. Qui ci sono tanti presidenti, li saluto tutti, ovviamente il mondo della pesca, soprattutto gli amici, voi mi conoscete, ci siamo parlati non molto tempo fa. Il tema è delicato, voi conoscete bene la mia collega Renata Briano. Io proprio qui davanti a Michele ho preso l'impegno, e oggi qui lo ribadisco, che insieme con Renata continueremo a lavorare in tandem, anche se lei, come sapete, non si è ricandidata, ma io ho preso l'impegno di entrare in Commissione Pesca. Questo è un impegno che l'ho preso davanti a voi e che oggi ribadisco. Non che abbandono l'agricoltura, però l'agricoltura e pesca, quindi sarà anche la mia commissione. Questo è importante perché sapete quante partite passano dalla Direzione Generale della Pesca dall'Unione Europea, a partire, per esempio, per citare l'ultimo importante risultato, il tema della sperimentazione nelle vongole. Sapete quanto è stato importante fare quel lavoro con quei dati che ci permette oggi di guardare con un po' più di fiducia e un po' più di tempo quella assoluta difficoltà che avevamo avuto qualche anno fa. Saluto naturalmente anche gli amici, che so che ci sono gli amici di Arcicaccia, e quindi un abbraccio anche ai cacciatori presenti, la delegazione, dirò qualcosa anche su questo. Però insomma io non ho molto da raccontarvi, ho soltanto delle sottolineature da fare insieme a voi. Questa è una scelta molto molto importante, cari amici, perché il 26 di maggio scegliamo tra le forze europeiste, quelle che lavorano per costruire le alleanze e portare a casa i risultati, e le forze sovraniste anti-europee, che sono quelle invece che vogliono distruggere e quindi non hanno nessuna possibilità di stabilire rapporti con gli altri paesi europei e costruire con loro delle alternative credibili, delle possibilità credibili per portare a casa i risultati. Io faccio sempre questo esempio: abbiamo fatto nell'ultima legislatura importanti risultati, pensate alla direttiva europea contro le pratiche commerciali. Questo è interessante, lei ci mantiene svegli. Mi scusi. Sono risultati che si ottengono se si mettono intorno al tavolo i deputati della Commissione e si costruisce insieme quelle alleanze che poi alla fine portano al voto. Perché si tratti di pesca o che si tratti di agricoltura, alla fine si vota. Cioè non è che l'Europa è un'entità terza, lo dico ad amici che sanno bene di che cosa sto parlando. L'Europa, siamo noi dentro quell'Europa, ci siamo noi dentro le istituzioni europee, c'è l'Italia dentro il Parlamento, dentro la Commissione, dentro il Consiglio. Se le cose non vanno come noi speriamo, non è che possiamo prendercelo con l'Europa astratta, ce la dobbiamo prendere con noi, col lavoro che abbiamo fatto noi lì dentro. Cioè non c'è un qualcuno a cui scaricare la responsabilità è nostra. Chiaro che se noi non mandiamo persone che abbiano competenza, conoscenza, relazioni, che non siano stimate dagli altri paesi, ma è chiaro che è difficile poi riuscire a costruire provvedimenti che tengano conto delle nostre realtà, che tengano conto delle nostre situazioni, del nostro paese. Questo tema bisogna che noi lo impariamo, perché il 26 è il momento più alto della democrazia, è il momento in cui scegliamo i 73 deputati europei che ci rappresenteranno in quel Parlamento, e voi lo sapete bene, che oggi con Lisbona, con il Trattato di Lisbona, ha acquisito dei poteri importanti. Cioè non è che un Parlamento così, un deputato l'altro, no, quelle persone che noi mandiamo lì avranno la responsabilità di gestire i nostri problemi, le nostre imprese. Se noi vogliamo dei risultati, bisogna che queste persone siano in condizione di stabilire un rapporto con gli altri colleghi. Voi pensate che non conta niente poi gestire situazioni come per esempio con i colleghi francesi? E voi sapete quanto è delicato il rapporto con la Francia, no? Soprattutto in termini di pesca. Ebbene, secondo voi non ha nessun peso che noi siamo stati insieme con i gilet gialli a Parigi a manifestare contro
contro la Francia? Pensate che non abbia avuto nessun effetto? Quando noi ci incontriamo con i colleghi francesi, secondo voi non ci fanno delle battutine su questo? Cioè è evidente che il rapporto in Europa nasce anche dalla confidenza, dalla stima, dal reciproco rispetto che si ha uno con l'altro, perché poi alla fine si vota e quando si vota bisogna avere le maggioranze, non è che possiamo prendercela con chi non la pensa come noi, né possiamo prendercela con chi pensiamo che Germania, Danimarca, Svezia, paesi che hanno i mari del nord, che hanno altre condizioni economiche, altre situazioni naturali. E noi dobbiamo fare noi la nostra parte e costruirla come abbiamo fatto, come ha fatto sicuramente la collega Renata. Noi abbiamo lavorato sempre insieme tutta questa legislatura e quindi io voglio ribadire questa importante scelta del 26 maggio e per questo sono qui oggi, per chiedervi una mano, perché stavolta non è facile. Se volete De Castro a Bruxelles, ve lo ricordo chiaramente, senza peli sulla lingua, non è facile, perché ne facciamo soltanto 3, di cui uno è già opzionato, perché il capolista va oltre, diciamo, i numeri, no? Gli altri 2 posti, siamo in 15 e ce la giochiamo, quindi è evidente che è una competizione molto molto forte, e dato che sono cambiate le regole per le europee, e bisogna scrivere, non basta la croce, bisogna scrivere il nome. Se voi non scrivete De Castro sulla scheda, De Castro lì non ci va, e non abbiamo nessun rappresentante, non lo dico perché voglio portare solo acqua al mio mulino, non c'è nessuno nelle altre liste. Cioè il problema qui è anche questo. Con Antonio ci siamo visti un po' di giorni fa a Bologna, ricordavo che in Commissione Agricoltura 85 membri, 45 con diritto di voto, vi do i numeri dell'agricoltura, non sono diversi da quelli della pesca. Nei 45 membri con diritto di voto, sapete quanti italiani siamo? 3, va bene? 3, di cui uno tra l'altro parla tedesco, quindi bisogna anche mettersi le cuffie quando parla. Cioè questa è la situazione, poi non è che possiamo pensare l'Europa sbaglia, l'Europa dipende da noi. Non andiamo, mandiamo gente che non ha magari interesse, esperienza, non si vuol mettere lì a lavorare, e beh ragazzi, poi dopo non ce la possiamo prendere con l'Europa o con gli altri paesi europei, mica si può occupare la Germania dei problemi nostri. Ecco perché è importantissima questa data del 26 maggio. È importantissimo anche perché il gruppo di europeisti, le forze europeiste, che sono quelle che hanno oggi il 70% del Parlamento europeo, 70%, anche dopo queste elezioni avranno la maggioranza. Non crediate a questa deriva nazionalista, sovranista, non è così, stanno al 15%. Certo, noi in Italia la sentiamo di più, ma a livello europeo 28 Stati membri, e il Regno Unito partecipa alle elezioni, ricordatelo, la Brexit è un altro motivo per non credere alle tante chiacchiere che sentiamo, complessivamente arriveranno al 20%. Quindi saremo sempre noi, forze europeiste, che dovranno lavorare per prendersi cura dei vostri problemi. Non è che sono altri che battono il pugno sul tavolo, sta barzelletta dei pugni sul tavolo, questa barzelletta. Ma secondo voi abbiamo tutti le cuffie? Come facciamo a sentire questi pugni sul tavolo? Siamo tradotti in 22 lingue quando parliamo, i pugni sul tavolo. Per costruire le opportunità per il nostro futuro ci vuole pazienza, conoscenza e tanto lavoro per costruire la stima reciproca, e perché poi quando si arriva al voto bisogna avere la maggioranza, perché se non ce l'hai è colpa tua che non sei riuscito, o è colpa tua che non hai avuto argomenti convincenti. Così funziona, cari amici. E così funziona anche con i temi della caccia. Quante volte ci siamo battuti sul tema dello storno. Poi dopo, quando abbiamo avuto la possibilità, ero ministro dell'agricoltura, quando modificammo l'allegato, successe che purtroppo il governo cadde e dopo si aprì la voragine, perché tutti volevano inserire 30 tipologie diverse. E allora, invece di fare un lavoro mirato sul problema storno, che avremmo portato a casa, perché sapete che in Francia lo sparano, no? Regolarmente, è una specie di sovrappopolazione, lo sparano in Austria, in Italia no. Per questo problema, perché come al solito quando arrivano poi quei momenti importanti nella storia c'è qualcuno che dice no, aspetta, mettiamoci la pecora, mettiamoci il fringuello, mettiamoci quello, e non abbiamo portato a casa niente, perché questa è la realtà. E io l'ho fatto proprio su una rivista, lo potete leggere su una rivista di caccia, l'ho detto chiaramente, questo è un impegno, questa volta ce la possiamo fare, anche perché abbiamo un'opportunità come legislatura, perché va proprio in scadenza alcune leggi, alcuni regolamenti che si occuperanno proprio della direttiva Habitat e quindi della possibilità di intervento.
Ecco, quindi questi sono i temi, ragazzi. Io non la voglio far lunga. Mi conoscete, mi occupo di questo settore da quando mi sono laureato in agraria a Bologna, mi sono sempre occupato di agricoltura e pesca. Non voglio ricordare vecchie leggi che ancora oggi dominano nel settore della piccola pesca e sapete quanto sono importanti. Però perché dopo la gente si dimentica. sì, bravo, la legge 30 lo ricordiamo, però appena l'abbiamo ricordata troppo in cassetto, perché io sono sempre terrorizzato che ogni tanto qualcuno a Bruxelles ce la tiri fuori e ci metta nei guai. Speriamo di portare avanti ancora per un bel po' di tempo. Nello stesso tempo di problemi ne abbiamo continuamente. Abbiamo fatto con l'amico Graziano Salino molto tempo fa con Lucio Chiozzo un bellissimo dibattito, no? Qui a Chioggia, proprio sul tema della famosa area in cui dovevano tra tartarughe e delfini, no? Cioè tutti questi problemi che poi sembra qua l'Europa. Bisogna prenderli per tempo e gestirli, e lì li stiamo gestendo. Vi ricordate che una discussione anche molto importante questa SIC, queste aree protette, che per carità sono tutte cose importanti, eccetera, però non si risolve il problema della tartaruga né del delfino in un fazzoletto di terra dell'Adriatico. Sono specie migratorie, quindi un po' di documentazione, un po' di lavoro, un po' di cose, stiamo cercando di gestire anche lì una soluzione pratica. Detto ciò, io ho già ben definito, cioè, qui il tema è semplice, diamoci una mano, noi ci siamo, e nel chiedervi scusa ancora se vi ho fatto aspettare degli incastri, vorrei davvero chiudere questo mio intervento chiedendovi una mano in un momento complicato, ma che potremo insieme, io sono fiducioso, continuare a fare un bel po' di tratto di lavoro assieme. Grazie a tutti. Due parole, Antonio? No, Presidente, Michele, dai che ci dobbiamo vedere quest'estate in Croazia a festeggiare. Grazie professore della sua presenza. A noi fa piacere che oggi sia qua, però adesso tocca a noi a dare il favore al nostro diciamo onorevole. Sicuramente avrà i voti per essere lì, perché siamo abituati in questi periodi qua di campagna elettorale di sentire tanta gente che viene qua a Chioggia e promette. Qua abbiamo una persona oggi presente che non viene qua a promettere. Abbiamo una persona che ha già fatto, quindi ha già le mani in pasta, e quindi dobbiamo dare la continuità al bel lavoro che ha già fatto, soprattutto per quanto riguarda il mondo della pesca, perché sono stato a Bruxelles in diverse occasioni. Poche persone sanno parlare di pesca, specialmente nel nostro territorio. Il professore, attraverso la Abriano, eravamo in contatto, è stato l'artefice per quanto riguarda l'abbassamento della taglia, perché ci hanno messo mano. Non è che è venuto tutto fuori a casaccio. E oggi la mia preoccupazione è che, eliminate le persone che oggi ci hanno aiutato, la mia preoccupazione è che diventa un mondo più, diciamo, che salvaguardia più l'ambiente. Quindi votiamo De Castro, perché De Castro sicuramente dà continuità all'ottimo lavoro che ha fatto fino adesso, perché altrimenti in via di estinzione non è le specie tartarughe oppure delfini, in via di estinzione è il mondo della pesca. Oggi siamo questi, in via di da pescatore, non da presidente, ve lo chiedo da pescatore perché ho toccato con mano il buon lavoro che ha fatto. Quindi in poche parole ragazzi, avete già capito che abbiamo noi bisogno del professore De Castro, non lui di noi, perché noi basta un piccolo asterisco con la voce De Castro, ma poi daremo continuità votando De Castro al lavoro nei confronti del mondo della pesca. Quindi è venuto della capitale del mondo della pesca che è Chioggia, e Chioggia ha bisogno di lei, professore. Quindi speriamo che la gente impari una benedetta volta a votare e non votare chi fa promesse e poi quando è finita la campagna elettorale se l'è già dimenticata. Cerchiamo di dare il voto a persone che c'erano ieri, ma soprattutto che ci sono anche oggi, perché mette sempre la faccia. E tante volte si dice cosa si può portare a casa e cose che non si può portare a casa.
Fino adesso, per quanto ci riguarda, penso che è tutto sul riflettore di tutti quanti il buon lavoro fatto da questa persona che oggi è qui presente. Quindi non dimenticate la voce di De Castro. Grazie. Grazie. Che dici? No, lo so. C'è qualcun altro che... Sentite, Scusate. C'è una pluralità di suoni, c'è il conto tantissimo, guarda. la palla con le lucente. Sai, gli anni 80 la palla con le lucente. Giochiamo. Quando esce, vi riprendiamo mentre esce dal bagno, dai. Così perfetto, lo manda in onda. Scusate. No, non ti preoccupare, ti siamo Sei in onda. Saluta. Chi di spalla felice. Scusate. Scusate. No, sentite, il settore della pesca, assieme all'agricoltura, è uno dei settori sui quali le politiche comunitarie incidono molto in maniera diretta, particolarmente indiretta. Nel senso che sia la PAC, sia la struttura del FEAP e anche la regolamentazione europea incidono sull'agire come una cosa lontana, una cosa che incide quotidianamente nel tuo lavoro. Ci sono una serie di dossier in questo momento aperti a Bruxelles di non poca importanza. Uno di questi è il dossier sul piano rigetti, che tocca anche la questione del sottotavolo. C'è un dossier sul piano mediterraneo che, per quanto riguarda la piccola pesca costiera e anche la questione di Pogevo, non è particolarmente tranquillo, nel senso che ci sono delle aperture, solide aperture che nascono da un meccanismo della nostra ricerca italiana che spesso invece di lavorare in sinergia qui in Italia lavorano in sinergia direttamente a Bruxelles magari per accreditarsi e poi sparano dei dati che hanno creato dei casini in modo. Quindi la questione di sì. Quindi lo piano di questo e la questione dell'RSI che non è ancora definita. Abbiamo fatto un lavoro di preparazione, di condivisione, regioni, distretto, eccetera, eccetera. Ma l'ultima parola la deve dare Bruxelles, la deve dare la Commissione europea che dovrà decidere e confermare se quella proposta di RSI che di fatto riduce il danno rispetto all'ipotesi originale, cioè tutta la fascia costiera, interclusa l'attività di pesca applicando il regolamento comunitario, insomma, sono tre pezzi non da poco. La cosa che mi convinse, oltre alla competenza e alla professionalità che abbiamo dimostrato da Paolo, è anche l'aspetto delle decisioni che vengono prese a Bruxelles. Se qui sei in minoranza, non necessariamente sei in minoranza anche a Bruxelles. Qui magari sei in minoranza, ma a Bruxelles diventi maggioranza. Ed è la maggioranza che decide. Può anche essere l'opposto, qui sei in maggioranza e Bruxelles. Ma in questo caso la sensazione è che andrà a finire così. Quindi sarà quella maggioranza che deciderà su questi possibili. Tutto qua, fare una riflessione su questo. Penso che noi non abbiamo il tempo di imparare a stare a Bruxelles. Quando questi si insediano, viene nominato il commissario nuovo del governo italiano. Vengono nominate le commissioni ed è nelle commissioni che si prendono le decisioni. E come diceva Paolo, tu sei una minoranza della minoranza, sei 3 italiani su 4. E lì scatta il meccanismo delle alleanze. Col piano Rigetti dobbiamo fare l'alleanza con gli spagnoli. Se non facciamo l'alleanza con gli spagnoli, questi ce la seguono. Col piano mediterraneo, se non facciamo l'alleanza con gli altri paesi, la Francia, la Spagna, eccetera, eccetera, anche lì rischiamo. Ricordiamo il lavoro eccellente che è stato fatto sui piccoli pelagici con Bruxelles, c'è stato un lavoro anche degli europarlamentari precedenti italiani che hanno fatto un lavoro di sistema, di alleanze che hanno portato a casa risultati. Così funziona, non sono grandi fantasie. Si vota perché i temi della pesca e anche dell'agricoltura vengano tutelati. Credo che una persona come De Castro abbia finora dimostrato non a parole, o non solo a parole, ma anche con i fatti, la capacità di giungere all'obiettivo che è quello di tutelare un sistema che nella nostra regione ancora ha una sua abilità, una sua capacità. L'agricoltura, la pesca e il Veneto significano qualcosa e Bruxelles deve assolutamente tutelare e garantire.
In bocca al lupo Paolo, il nostro impegno c'è, avanti, mi raccomando. Il caso di dire crepi il lupo, perché anche sul lupo abbiamo dei problemi, non lo dico più, no, perché da quando sono diventati troppi questi lupi che stanno mettendo in difficoltà tanti allevatori in montagna, ormai siamo a 2500 famiglie di lupi, cioè la situazione è... Vabbè, adesso comunque non Mi problema. metto qua la porta. Allora io Mi faccio da via, finisco qua, vi ringrazio davvero.